Ancora maltempo in Veneto, attenzionati i fiumi e le frane. Il governatore Zaia fa una prima stima dei danni dalle spiagge alle montagne, oltre $500 miliardi, dice. Ergastolo confermato per Cesare Battisti, una notizia accolta con soddisfazione da Adriano Sabbadin, figlio di Lino, una delle vittime di Battisti. Giustizia è stata fatta, ha dichiarato. Durissimo confronto in sede di Consiglio di sorveglianza sulla vicenda Wambao ACC, auto dell'assessore Donazzan: o mantenete gli impegni o vi impediremo di fare shopping all'Interporto di Padova e al porto di Venezia. Da tempo molestava con minacce i vicini di casa fino ad arrivare al tentativo di saturare la loro abitazione con il gas. Un 64enne di Sottomarina è stato arrestato dai carabinieri. Non si arresta l'ondata di furti nella Marca trevigiana. Mentre i sindaci chiedono al prefetto l'impiego dell'esercito, continuano i colpi nelle case. Anziana esasperata dall'ennesimo furto espone un cartello: mi avete già rubato tutto. In una Venezia ferita, celebrazioni per l'apertura del ponte votivo per la festa della Madonna della Salute. Il monito del vescovo Moraglia: Venezia è fragile, non si può spremere come un limone. L'ultimo saluto degli spacciatori a Rocchi, il cane antidroga della polizia locale di Tiene. Una lettera per ricordare l'animale morto qualche giorno fa e insieme una dose di droga. Edizione del Veneto del telegiornale di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Dunque anche questa sera in primo piano l'allerta maltempo, perché oggi ha piovuto, quindi occhi puntati sui fiumi e sulle frane in montagna, anche se la situazione è in progressivo miglioramento. Intanto oggi il governatore del Veneto Zaia, che ieri ha sorvolato le zone più colpite, ha fatto un punto, il punto della situazione, e ha tracciato anche una prima stima dei danni. È un Veneto ferito, quello colpito dall'emergenza maltempo, e per il quale il presidente Luca Zaia dichiara una iniziale conta dei danni stimata in oltre $500 miliardi, Venezia esclusa. La gestione commissariale di Venezia è a sé, ed è bene che sia così col sindaco Brugnaro. Il resto del Veneto è martoriato dalle montagne, tutto il litorale, tutte le spiagge, da Jesolo, Cavallino, Rosolina, Barricata, Sottomarina, sono tutte quelle anche che non ho ricordato, Bibbione, un disastro, Caorle, Eraclea, e dall'altro anche le alluvioni e inondazione nel Veneto orientale, per cui dico che è veramente una tragedia. 65 milioni di euro i fondi stanziati, sbloccati dal Ministero delle Infrastrutture e suddivisi tra il Comune di Venezia e una parte della provincia violata per interventi di varia natura per la salvaguardia della laguna e del suo turismo, con una promessa: garantire la prossima stagione estiva. Le spiagge saranno più belle di prima, le rifaremo nuove. Mancano, dico solo Bibbione, mancano penso 100.000 metri cubi di sabbia, in alcuni tratti la spiaggia non c'è più, era la spiaggia più grande del Veneto, ma torneranno più belle di prima. Quindi la replica alle tante polemiche di questi giorni sui social contro i veneziani e i veneti allagati. Sta gente qua va punita, e tanto è vero che verrà perseguita, perché non esiste che qualcuno auguri la morte a qualcun altro. Si paga il prezzo della richiesta dell'autonomia? Cioè questo è quanto ha scatenato tutto questo odio sui social, secondo me? Ma guardi, questa è una regione che produce tasse, è solidale con tutti, quindi ha pieno diritto di chiedere indietro i soldi delle proprie tasse, punto e basta. Ma non ce l'abbiamo con nessuno, nel momento di difficoltà si aiuta chi è in difficoltà, se no ci lasciano i soldi delle tasse e l'autonomia e ci arrangiamo, vedano loro. E dal fronte del meteo permane l'allerta sull'Alto Piave e il Veneto orientale fino a domani. Continua anche lo stato di attenzione arancione per l'assetto idrogeologico dell'area dolomitica e per il rischio allagamenti ed esondazione nel bacino dell'Emene, Livenza e Tagliamento. Di maltempo abbiamo parlato ieri sera nel corso di Ring, e prima di 20 e 10 in studio Marco Zamboni, l'elettricista di Peschiera del Garda, che nei giorni dell'emergenza in treno ha raggiunto Venezia per dare una mano laddove c'era bisogno, e Pierfilippo Vidali, armatore del Lido, che ha visto le sue imbarcazioni danneggiate gravemente dalla marea straordinaria. Alcuni passaggi dei loro interventi. Voi immaginate che stasera a novembre, quindi con 4-5 gradi, ci sono persone anziane che dormono nel letto bagnato e con 20 centimetri di acqua sotto al letto, con i muri pieni di umidità, e quindi immaginate insomma cosa vuol dire. È questa la cosa molto che tocca, perché comunque quando ti chiamano ti dicono guarda, ho perso tutto, dammi una mano. Marco è l'elettricista volontario, hai letto anche la sua storia. Da veneziano cosa gli vuoi dire? Beh,
Complimenti. Grazie. Ma poi al cuore non si comanda, no? Quindi diciamo se le azioni che poi vengono dal cuore sono quelle che, ecco, nobili. Cosa significa oggi? Perché noi chiediamo risposte per Venezia, però le persone potrebbero scegliere ancora una volta di lasciarla, no? Di abbandonarla, gli imprenditori non se la sentono più, i ristoratori chiusi per giorni, frighi da buttare, alcuni dicevano insomma decine di migliaia di euro, 80.000 euro solo i danni a alcuni ristoranti, quindi perché resistere? Ma domanda e risposta difficile, molto soggettiva. Io posso solo dire che non bisogna abbattersi e bisogna che questo episodio scuoti diciamo, l'animo e che sia anche il volano poi per cercare di non abbattersi, di andare sempre avanti. Venezia è una città unica, niente, bisogna ad oggi purtroppo accettarla anche per quello che è. Da oggi voi siete comunque già ripartiti con le altre imbarcazioni? Noi siamo con fatica ripartiti, ci siamo chiaramente leccati le ferite, una barca purtroppo non l'abbiamo quasi persa, ma poco ci è mancato e sempre avanti. La cronaca ha confermato l'ergastolo per Cesare Battisti. Giustizia è stata fatta, il commento di Adriano Sabadin, figlio di Lino, uno delle vittime di Cesare Battisti. Per me è una notizia giunta con soddisfazione perché ritenevamo che fosse dato l'ergastolo a Battisti e non una pena commutabile in 30 anni. Non avevo fiducia in questa giustizia, purtroppo devo constatare che fin fine giustizia è arrivata. Da tempo il macellaio di Santa Maria di Sala Adriano Sabadin, figlio di Lino, una delle vittime di Cesare Battisti, aspettava questa notizia. L'ergastolo per l'ex terrorista è stato confermato. La prima sezione penale della Cassazione, dopo una Camera di Consiglio, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa contro l'ordinanza con cui lo scorso maggio la Corte d'Assise d'Appello di Milano aveva negato la commutazione della pena dell'ergastolo in quella a 30 anni di reclusione. Per me non cambia nulla perché il nostro padre non ce lo ridà più nessuno, però almeno giustizia è stata fatta, diciamo che adesso può scontare la sua pena tranquillamente. È giusto così. La difesa di Battisti, condannato per 4 omicidi compiuti alla fine degli anni 70, aveva depositato un ricorso alla Corte di Cassazione per chiedere di annullare la sentenza con cui il 22 maggio scorso la Corte d'Assise d'Appello aveva confermato la pena definitiva dell'ergastolo per l'ex terrorista dei proletari armati per il comunismo, arrestato dopo 37 anni di latitanza. I giudici avevano respinto la richiesta di commutare la pena in 30 anni sulla base degli accordi bilaterali tra Italia e Brasile, paese in cui non è previsto il carcere a vita, a differenza della Bolivia, dove Battisti si trovava al momento della cattura a gennaio di quest'anno. Durissimo confronto in sede di Consiglio di sorveglianza sulla vicenda Wambao ACC, aut dell'assessore Donazzan. O mantenete gli impegni o vi impediremo di fare shopping all'Interporto di Padova e al Porto di Venezia. Pensi di fare shopping interessando a tratti segmenti di produzione o di mercato o di settori diversi? Noi non siamo a svendere niente. Le istituzioni faranno di tutto per evitare il disastro economico e sociale che si profila all'orizzonte se Wambao deciderà di mollare ACC anzitempo, cioè molto prima di 18 mesi garantiti al tavolo del Mise lo scorso ottobre. E quando si dice tutto non si tratta di una buttata eufemistica, perché la multinazionale cinese, partecipata dalla municipalità di Canton contestualmente al disimpegno in ACC, ha messo già gli occhi sull'Interporto di Padova e le banchine del Porto di Venezia. Qui si fa l'ultimo compressore che si fa in Europa di fatto. Chiuderlo perché magari si sposta la produzione in Cina e poi magari portare gli occhi sul porto di Venezia, l'Interporto di Padova, il porto di Trieste. Questo non può funzionare. Quasi 4 ore è durato il Consiglio di sorveglianza socio-istituzionale convocato d'urgenza dopo l'annuncio della chiusura dello stabilimento a febbraio, e la tensione si è potuta tagliare con il coltello, tanto da far saltare la plomba di Mr. Lu. Il Consiglio di sorveglianza vuole vedere i conti, sapere se ci sono soldi sufficienti per garantire le spettanze ai lavoratori e se è vera l'esistenza di un plafond contingentato già all'epoca dell'acquisizione. È evidente che dal punto di vista del diritto commerciale si sarebbe posto un problema grave di condotta unfair da parte di Wambao. Una vera e propria
Una situazione inaccettabile dal punto di vista giuridico, dice Maurizio Castro. Io credo quindi che vi sia la possibilità da parte di Wanbao di continuare negli investimenti necessari per traghettare ACC dalla sua proprietà, la proprietà di un operatore internazionale voglioso di recuperare tutta la qualità competitiva che ancora può esprimere questo sito. Durissimi i rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e la RSU che a gran voce chiedono l'intervento del governo e del Mise. Alla politica assente oggi la stoccata più severa. Oggi la situazione richiedeva la loro presenza perché un lavoratore di Mel non vale meno di un lavoratore di Taranto. Altre 4 ore di sciopero oggi, atti dimostrativi a oltranza sono annunciati dai sindacati che chiedono di investigare su Wanbao senza pietà anche sotto il profilo ambientale. Torniamo alla cronaca con l'escalation di furti che sta interessando la Marca trevigiana. Per ben 2 volte i malviventi hanno fatto irruzione nella casa della signora Giuseppina che, arrabbiata, ha messo fuori un cartello rivolto proprio ai banditi: mi avete già rubato tutto. Io sono arrabbiata, quelli non mi fanno paura, io sono arrabbiata perché è la seconda volta. Ecco, arrabbiata, ma arrabbiata nera che non voglio neanche esprimere quanto. Così la signora Giuseppina, dopo il primo furto, aveva appeso all'entrata della casa un cartello piuttosto esplicito. Derubata di tutti i suoi averi, pensava che ormai nessuno potesse tornare, ed invece i ladri hanno fatto nuovamente irruzione forzando la finestra. Hanno fatto un buchetto, guardi che io ho messo adesso così per chiudere, ecco. Buchetto, in modo che con qualcosa dentro hanno potuto alzare la maniglia e aprire la finestra. Hanno aperto cassetti e rovistato fra le sue cose. Sa cosa mi hanno portato via? Si vede che l'altra volta io penso se ne erano dimenticati il mio orologino d'oro Zenith e basta, perché non ho altro. Tutto il resto è bigiotteria che mi hanno buttato sul letto. È furiosa la signora Giuseppina che ha chiamato la polizia, arrabbiata, sì, ci dice, ma di loro non ho paura. Zona Monigo questa volta i ladri sono stati sorpresi dai vicini che li hanno costretti a fuggire. Sono andato su, ho guardato, ho visto questi personaggi strani, questo cappuccio va e là, ho detto chiamiamo subito il 113. Poco dopo una volante si è portata in zona. Quando hanno visto la volante, macchina in moto, fanali accesi, porte aperte e via, sono andati 2 di qua, 1 di là e sono andati via. I ladri, in 3, non sono riusciti a mettere a segno i colpi in quella zona grazie alla prontezza di Roberto e della moglie, ma certo ora, ci dice, dobbiamo stare davvero attenti. Adesso qui si monta 24 ore su 24. E sul tema sicurezza interviene anche il prefetto di Treviso. Nel comitato previsto per domani porterà anche la richiesta di diversi sindaci di utilizzare l'esercito contro i ladri. Più soldati sulle strade per contrastare il continuo aumento dei furti in casa. La richiesta arriva da diversi sindaci della Marca ed è indirizzata al prefetto di Treviso e la discussione avrà tempi e soprattutto soluzioni a brevissimo termine. Domani c'era un comitato, che è un comitato diciamo così, convocato per altre materie, ma tratteremo ovviamente anche di questo aspetto e anche questa prospettazione da parte di alcuni sindaci che io non ho ricevuto, ho letto dai giornali, ma che comunque di cui mi voglio far carico, verrà esaminata in sede di comitato. Che il tema della sicurezza sia in primissimo piano lo ammette lo stesso prefetto. L'esercito lo abbiamo già strade sicure con degli impegni specifici, queste forze che vengono prestate un po' a quella che le forze dell'esercito che vengono prestate un po' all'attività delle forze dell'ordine hanno dei limiti di ingaggio e delle peculiarità nell'impiego, per cui non è che si possa immaginare di militarizzare un territorio che tra l'altro le classifiche ci dicono comunque si pone ai vertici per quanto riguarda la sicurezza. Resta il fatto che da qualche settimana non c'è notte che passi senza qualche finestra forzata o abitazione messa sottosopra per rubare in genere denaro, oro e gioielli. C'è un po' tutta la Marca in questo bollettino dei furti, oltre a Treviso, Macerata, Capellammaggiore, Sarmede, Codognè, solo per citare gli ultimi comuni colpiti dai ladri. Un territorio vasto dove anche il supporto dell'esercito proprio per questo potrà fare poco.
Da qui l'indicazione del prefetto direttamente ai cittadini. Qualcuno mi faceva notare che spesso magari si dice, ma non è questo il caso, insomma, sui social, che si è fuori, cioè, tutto può servire per così un po' di attenzione, ma è chiaro che poi non è che si possa pensare ai cittadini debbano in qualche modo guardarsi ultimamente le spalle, sarebbe veramente un non vivere. Poi chiaramente se nel vicinato c'è un po' di attenzione, un po' farsi carico di capire cosa succede nell'appartamento del vicino, qualche rumore che ci mette in sospetto, magari una segnalazione, tutto sommato non può che essere apprezzata. C'è una sorta di manifestazione di rispetto anche verso i vicini. Spesso nella nostra vita quotidiana siamo tutti di corsa e badiamo poco a quello che ci capita attorno, ma a volte è bene un pochino, come dire, aguzzare la vista e anche l'udito, e se qualcosa non va segnalarlo, perché nessuna segnalazione può essere, cioè ogni intenzione può essere utile, e comunque gli operatori di polizia sanno poi valutare al meglio, e quindi sicuramente un senso di responsabilità. I carabinieri hanno arrestato un 74enne di Chioggia che molestava i propri vicini di casa. L'uomo, che viveva in un condominio di Sottomarina, teneva da tempo comportamenti minatori e persecutori nei confronti della famiglia dell'appartamento al piano superiore. L'uomo è stato sorpreso mentre forava con un trapano il soffitto di casa per far passare un tubo in gomma per saturare la casa dei vicini con il metano dalla propria cucina. Nelle ultime minacce diceva proprio di volerlo fare, per questo è stato arrestato. Adesso ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria. Restate con noi, a tra poco. Servizi. Rieccoci in diretta. Sono oltre 200 i ponti lungo le strade di Padova. Ora per quelli della tangenziale c'è la necessità di capire se siano sicuri e quali interventi di manutenzione siano necessari, ed è partita la verifica. Ponti sotto osservazione a Padova lungo la tangenziale. Non si tratta di un vero e proprio cantiere, ma in queste ore i tecnici del comune, con strumenti di misura, stanno controllando lo stato di salute dei ponti che sostengono la tangenziale per capire se siano necessari di lavori di manutenzione o di consolidamento. Un lavoro fatto nel più breve tempo possibile, che provoca qualche inevitabile disagio nelle ore di punta. Lavoro segnalato anche dai pannelli luminosi presenti in corrispondenza degli autovelox. La sicurezza delle nostre infrastrutture è una priorità per questa amministrazione, e su alcuni ponti siamo già al lavoro, sono anni che non si mettono le mani. Dopo il cantiere estivo che ha ristrutturato completamente il ponte di via Vigo Novese, ci sono oltre 200 ponti che attendono una verifica lungo la tangenziale, i più delicati. In questo periodo stiamo facendo una verifica di tutto il tratto che serve alla zona industriale. Questa è una verifica importante perché coincide anche con il tratto in cui questi attraversamenti sono più sollecitati, specie dai carichi pesanti. L'obiettivo finale è quello di far transitare in sicurezza i tir oltre le 44 tonnellate di peso, e questa verifica infatti è fatta in sinergia con gli autotrasportatori. I risultati delle analisi arriveranno in brevissimo tempo e serviranno per gestire il transito dei mezzi super pesanti, quelli che mettono a dura prova la struttura dei ponti padovani. Cerimonia di apertura del ponte votivo in una Venezia ferita dal maltempo. Forse mai come quest'anno i veneziani sentono la festa della Madonna della Salute, che prende il via con la tradizionale apertura del ponte votivo sul Canal Grande all'altezza del traghetto tra Santa Maria del Giglio e San Gregorio. Alla presenza del sindaco Brugnaro, del patriarca Moraglia, autorità civili e militari, il taglio del nastro è stato preceduto dalla benedizione al ponte e seguito dalla preghiera, recitata dal patriarca all'interno della basilica, a una settimana dalla notte che Venezia non dimenticherà mai. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. C'è da concentrarsi su un rispetto diverso di questa città, bisogna avere rispetto. Tutti quelli che vengono anche a vederla, noi siamo contenti, ci sono tanti miei amici francesi che abitano qua a Venezia, che hanno sempre aiutata questa città, una comunità molto forte con cui andiamo molto d'accordo. E penso che anche loro le potranno dire che la città va visitata con rispetto, ed è il rispetto che la città si attende anche dalle grandi opere. Un momento di difficoltà che deve unire la nostra città, ce la deve far sentire più nostra, non come un oggetto di possesso, ma come una casa comune da abitare.
come un luogo che ci è dato in custodia, non come una merce da mettere in vendita. La festa della salute celebra la fine della peste che dilagò a Venezia tra il 1630 e il 1631, provocando 47.000 morti. Il programma delle celebrazioni continuerà nei prossimi giorni, mentre il ponte votivo sarà aperto fino alle 6 della mattina di lunedì 25 novembre. Non dobbiamo lasciare soli i veneziani, anzitutto nel lavoro di recupero e di riorganizzazione della vita civile e poi nel completamento delle opere capaci di mettere in sicurezza una realtà tra le più belle e ammirate del mondo intero. Blocchi e ritardi non sono ulteriormente accettabili, così il capo dello Stato Sergio Mattarella. Voltiamo pagina e parliamo del singolare addio a Rocky, cane antidroga da parte degli spacciatori. Rocky era uno splendido pastore tedesco arruolato nella polizia locale del nord-est vicentino, un gran lavoratore, un cane antidroga morto da poco, uno che evidentemente non scherzava con gli stupefacenti e che era ben conosciuto anche da spacciatori e consumatori. Però come i veri poliziotti sanno instaurare un rapporto umano con i delinquenti, così anche Rocky evidentemente sapeva farsi voler bene, se non proprio dai pusher, almeno da qualche sconvoltone di buon cuore. Così ecco arrivare la lettera indirizzata a Rocky nel garage della polizia locale di Thiene. Saremo criminali, spacciatori e delinquenti, ma anche noi abbiamo sentimenti. Un cane non può avere alcuna colpa e quello che è successo dispiace anche a noi. Magari avete pensato che avessimo stappato una bottiglia, ma non è così. Ciao agenti, buona caccia. Ciao Rocky. Ora le possibilità che si tratti di una cosa costruita, di una mezza bufala, vengono però diminuite dal fatto che, a riprova della loro buona fede, gli autori del biglietto hanno lasciato anche una bustina di marijuana, qualora ci fossero dubbi sulla serietà dell'omaggio. Rocky sicuramente avrebbe apprezzato, per lui l'ennesimo premietto da parte del suo agente, ma anche alla polizia locale hanno preso positivamente la cosa. Questa mattina, quando mi hanno mostrato il biglietto, onestamente mi sono venuti i brividi. Si tratta di una attestazione, di una condoglianza relativa a un cane che abbiamo amato tutti quanti e che mi ha colpito profondamente. E per questo ci tengo anche a ringraziare coloro che hanno messo questo biglietto. E siamo tutti dalla stessa parte, siamo tutti per la vita. Anche noi salutiamo Rocky, che in questo momento si starà facendo una dose più che meritata di ossa e crocchette naturalmente. È davvero tutto per questa edizione, previsioni del tempo, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata. Benvenuti al Meteo. Il tempo tenderà a migliorare nella giornata di mercoledì 20 novembre, quando ancora sarà presente comunque una lieve instabilità. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto perturbazione in allontanamento, al mattino avremo inizialmente ancora qualche pioggia sparsa, dal pomeriggio tempo via via più asciutto e anche in prevalenza soleggiato. Temperature minime tra 4 e 10 gradi, valori massimi compresi invece tra 13 e 15 gradi circa. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo qualche piovasco a carattere sparso nella prima parte della giornata, poi con il passare delle ore anche qui andrà meglio con più sole. Temperature minime tra 8 e 13 gradi, valori massimi tra 15 e 16 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove avremo isolate piogge al mattino, poi ampio soleggiamento dappertutto, salvo per qualche foschia sulle vallate. Temperature minime tra 4 e 5 gradi, massime tra 10 e 11 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.